Ci troviamo al birrificio Civitavecchia di Trieste, uno dei primissimi birrifici artigianali nati in Italia intorno agli anni 90. Sono qui con Davide, il responsabile di produzione, che ci racconterà la storia di Civitavecchia. Buongiorno a tutti. Allora, Civitavecchia nasce nel 1999. In realtà il nome Civitavecchia voleva essere un richiamo proprio alla Civitavecchia di Trieste, poi non essendo di Udine mi dispiace, la pronuncia non sarà perfetta. E per problemi burocratici Michele, che è era il titolare di Civitavecchia, adesso è un responsabile di produzione insieme a me, ha deciso di spostarsi qua a Sgonico, dove ha trovato il capannone. Inizialmente eravamo su un altro stabilimento, poi ci siamo spostati in questo stabilimento qua e è nato come quasi uno dei primissimi birrifici artigianali in Italia, perché il primo è il Mastro Birraio di San Giovanni Natisone, che è del 1994, poi sono nati altri importanti nomi nel 96 e Civitavecchia è nata nel 99, quindi è quasi un pioniere per intenderci della birra artigianale, soprattutto in Friuli, insieme al Mastro Birraio è uno dei più, non dei più vecchi, ma insomma uno dei primi, insomma. Certo. E siamo in questo stabilimento da quasi 15 anni più o meno, perché poi abbiamo avuto anche, abbiamo cambiato gli impianti, abbiamo ammodernato gli impianti, anche qui sono stati fatti dei lavori di ammodernamento e quindi insomma è la birra di Trieste per eccellenza, dopo gli storici marchi industriali che non esistono neanche più in questo momento, perché la Dreher per esempio non è più in produzione, quindi in realtà siamo il birrificio di Trieste. Perfetto. E Davide, da dove arrivano le materie prime per le vostre birre? Allora, noi siamo un birrificio agricolo, quindi il malto d'orzo viene maltato in una malteria specializzata, selezionata per l'altissima qualità della lavorazione in Austria, a Vienna, ma l'orzo arriva tutte dalle campagne friulane. Quindi tutto quello che è il malto d'orzo base per fare le birre è nostro. Poi abbiamo il nostro fornitore principale è a Pasian di Prato, però questo ci rifornisce di tutto quello che è il malto speciale o comunque i lupoli che arrivano da tutto il mondo, grosso modo. Quindi utilizziamo lupoli sia tedeschi, sia americani, sia sloveni, e anche malti inglesi, malti tedeschi, malti dal Belgio. I lupoli, sì, i lieviti, scusa, li prendiamo nella vita di Oderzo, ma il lievito non ha nazione, in questo modo si identifica magari con un lievito di tipo tedesco, poi alla fine me lo producono in provincia di Treviso, quindi non. E a quali stili di birra vi ispirate e quali sono le birre che vi distinguono? Allora, Civitavecchia nasce per essere un produttore di birra estremamente classico, quindi ci rifacciamo ai grandi classici della Germania, quindi la nostra bionda è una classicissima Pils in stile tedesco, quindi i malti sono selezionati, poi anche abbiamo selezionato la malteria che ci produce il malto d'orzo, anche perché ci richiama un pochettino al tipo di birra che vogliamo produrre. E la rossa è una rossa di tipo Vienna, quindi non è una cosiddetta doppio malto, ma è sempre una bassa fermentazione di stampo austriaco, con un bel colore rame, per intenderci, un bel rosso carico acceso, e una Weizen, quindi abbiamo sempre per rimarcare la storicità e la classicità della birra poi di largo consumo anche, quindi anche la Weizen è una classica birra tedesca e siamo diventati molto famosi per la Carnera, che in realtà è anche questa molto classica
stout di tipo irlandese, Mhm. quindi è una delle poche birre che facciamo al di fuori della Germania, e la Formidable anche, che anche quella è una birra mh, tendente al Belgio, quindi color mogano, 7 gradi e mezzo, abbastanza corposa, quindi cerchiamo di variare dalla birra molto facile da bere a quella magari un po' più complessa, mantenendo comunque un'altissima bevibilità del prodotto. Io le ho assaggiate tutte, sono veramente squisite. Ho visto l'attrezzatura nel birrificio, ci vuoi raccontare come nasce una birra? Allora, bene, noi di base nasce tutto dalla selezione del profilo dell'acqua, quindi noi lavoriamo con un impianto di osmosi che ci produce acqua estremamente leggera, per comunque qua a Trieste l'acqua è abbastanza carica di minerali, e invece per quello che è la nostra tipologia di birra necessitiamo di un'acqua molto leggera, quindi tagliamo l'acqua con un impianto con uno osmotizzatore, quindi togliamo buona parte dei minerali dall'acqua, e successivamente in base alla ricetta poi che intendiamo produrre maciniamo l'orzo, quindi selezioniamo i tipi di orzo che vengono macinati all'interno di un mulino, vengono caricati nella caldaia di ammontamento, dove la prima parte della produzione prevede una macerazione del cereale dai 50 fino ai 75 gradi, nella quale andiamo a disgregare un pochettino le proteine, a liberare e a trasformare gli amidi in zucchero, che poi verrà fermentato dal lievito. Successivamente questa parte che è quasi un porridge, per intenderci, Mhm. viene spostata nel tino di filtrazione. Il tino di filtrazione non serve altro che fare da separatore tra la parte liquida e la parte solida. Quindi il cereale solido rimane sopra un piano filtrante, la parte liquida ritorna nel tino di bollitura, e successivamente, raggiunto il volume desiderato, noi iniziamo a far bollire questo che è diventato il mosto e aggiungiamo il luppolo o eventualmente anche le spezie. Finita la fase di bollitura, trasferiamo tutto il mosto di birra nei tini di fermentazione, passando attraverso uno scambiatore di calore che raffredda il tutto sui 20 gradi, perché altrimenti a 100 gradi andremo a sterilizzare anche quello che poi è il lievito Certo. che aggiungiamo in fermentatore. La fermentazione dura 15 giorni Mhm. e successivamente ci sono 15 giorni circa di maturazione, e noi successivamente alla maturazione prima dell'imbottigliamento facciamo una separazione fisica attraverso una centrifuga, con la quale togliamo i lieviti e le proteine in eccesso dalla birra, in maniera tale da renderla limpida e allungarne la shelf life. Bene, benissimo, molto interessante. Grazie Davide dell'ospitalità, è stata una bellissima esperienza visitare il birrificio Cittavecchia. Dobbiamo bere birre artigianali italiane e per sostenere il lavoro di persone che ogni giorno si impegnano con fatica, dedizione, passione, amore per regalarci prodotti di grande qualità e sempre cose nuove. Grazie a voi. Grazie, grazie Davide, grazie Cittavecchia.